presentare una serie di interventi per ridare vita e un ruolo al porto di Monfalcone, un programma molto preciso. Sì, abbiamo un calendario per il 2017 assolutamente puntuale e determinato per una serie di interventi qui in Porto di Monfalcone legati al piano porti e quindi interamente finanziati dalla Regione per dare operatività a tutta una serie di aree che oggi risultano non appunto utilizzabili e quindi penalizzano la logistica complessiva del porto stesso. Sono interventi che riguardano asfaltature di piazzali, che riguardano rimessa in pristino dei varchi, quindi apparentemente dei interventi di rilevanza e di complessità piccola, ma che se messi insieme tutti danno un quadro di rivitalizzazione e di messa a sistema del porto assolutamente straordinario. Abbiamo in programma anche il ripristino del binario in banchina, che permetterà di chiudere l'anello e quindi di dare agli operatori una struttura operativa assolutamente competitiva per quanto riguarda la logistica complessiva. Un lavoro di equipe, un lavoro coordinato dalla direzione infrastrutture, in questo caso realizzate dal consorzio del porto, che vedrà nei mesi del 2017 raggiungere una serie di obiettivi che attendiamo da tempo.